Non solo Covid sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, si parla anche della strage nei luoghi di lavoro d'Italia e del Veneto. Morti sul lavoro è di nuovo una guerra, il titolo sulla prima pagina del Gazzettino di oggi, che ci racconta del balzo del 25% rispetto al 2020 secondo lo studio della CGIA di Mestre, con un caso che riguarda la provincia di Treviso e Verona. La notizia occupa le pagine interne appunto del Gazzettino, ma anche dei quotidiani del gruppo GEDI, ed è bene che si torni a parlare dei morti sul lavoro e degli infortuni nei luoghi di lavoro anche dopo la morte dei 3 operai specializzati a Torino, morti nel crollo di una gru. La foto che abbiamo visto tutti in questi giorni girare nei social network, un selfie con un ragazzo di 20 anni in primo piano e dietro i suoi colleghi appunto in cima alla gru. Questi 3 operai sono morti a Torino nelle prime ore, nella mattinata di sabato. E allora appunto si parla di morti sul lavoro anche in Veneto. Questo è Sveglia Veneto, il podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Oggi è lunedì 20 dicembre 2021 e la prima notizia di oggi riguarda appunto le statistiche e l'analisi della CGIA di Mestre rispetto agli infortuni sul lavoro. Allora leggiamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo GEDI: saliti a 89 in Veneto i morti sul lavoro, colpa pure del nero, del lavoro nero. Ci sono una serie di dati, prima di tutto appunto il confronto tra il numero di denunce di infortuni sul lavoro con esito mortale, che in Veneto è in crescita. Se l'anno scorso tra gennaio e ottobre le morti erano state 71, nello stesso periodo di quest'anno sono appunto diventate 89 morti, quindi solo nei primi 10 mesi del 2021. C'è il dato relativo al lavoro in nero e quindi 206.500 lavoratori irregolari presenti nella nostra regione. Quelli sfruttati da caporali o da organizzazioni criminali sono comunque una minoranza, e chiaramente in questa sacca, diciamo, del lavoro irregolare si consumano anche molte delle tragedie appunto che avvengono nei luoghi di lavoro. Un altro dato sui quotidiani di oggi è quello dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che lancia un allarme. Questo dato riguarda l'edilizia, forse l'hai visto e l'hai sentito anche nei telegiornali di ieri. Su 10 aziende edili 9 non sarebbero in regola. È appunto l'allarme dell'Ispettorato sul Lavoro, che è l'ente, appunto uno degli enti che esce a fare ispezioni e controlli nelle aziende, e appunto stando al capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel 90% dei casi sono state trovate irregolarità di vario tipo appunto nelle aziende dell'edilizia: illeciti formali, lavoro nero, sfruttamento dei lavoratori, caporalato e violazioni delle misure di sicurezza o di prevenzione, e le norme sui contratti di subappalto. Il vero buco nero della sicurezza nell'edilizia, sostiene il capo appunto degli ispettori, è quello dei subappalti, un ambito nel quale viene assunta manodopera spesso irregolare e senza formazione adeguata, e quindi proprio in questo ambito dei subappalti si concentrerebbero gli infortuni. Torniamo sulle pagine del Gazzettino, che appunto titola in prima pagina: morti sul lavoro è di nuovo una guerra. Nelle pagine interne poi balzo dei morti sul lavoro più 25% sul 2020, c'è il dettaglio provincia per provincia. Verona 21 morti, Treviso 17, Padova 15, Venezia 15, Vicenza 10, Rovigo 6, Belluno 5. Questo nei primi mesi del 2021. Sono numeri, ma ricordiamo sempre che dietro questi numeri ci sono i nomi e anche le vite ovviamente concluse, spezzate su un luogo di lavoro di queste persone. Sarebbe interessante se i quotidiani
locali o anche nazionali dedicassero qualche pagina anche alle storie di queste persone e ci facessero vedere magari i loro volti, però ci dobbiamo accontentare dei numeri. Anche qua il Gazzettino riprende sostanzialmente l'analisi e lo studio della CGIA di Mestre, i numeri che ti ho letto poco fa, e però sottolinea il fatto, la particolarità diciamo della regione del Veneto, che quindi giustifica diciamo una notizia a cui viene data così rilevanza, e quindi la crescita appunto del 25% tra il 2020 e il 2021 di infortuni mortali nella nostra regione è in controtendenza rispetto alla media del paese. In Italia infatti il numero di infortuni mortali è per fortuna in leggera flessione e segna un decremento dell'1,8%. Nell'articolo di Maurizio Crema per il Gazzettino c'è anche una breve carrellata delle vittime, diciamo, degli incidenti e degli infortuni sui luoghi di lavoro del Veneto nell'ultima settimana, e quindi un piccolo imprenditore meccanico di 65 anni, Giuseppe Taccin, che è morto venerdì pomeriggio nella sua azienda metalmeccanica di Resana, in provincia di Treviso, mentre lavorava con il tornio. Lo stesso giorno un operaio di 58 anni che è morto al Molo 3 del Porto Vecchio di Trieste. Daniele Zacchetti, veneziano, è rimasto schiacciato dal braccio meccanico di una gru sotto il quale stava lavorando. Mercoledì 15 dicembre a Schio, in provincia di Vicenza, un 54enne, Aldo Trabucco, è morto cadendo dal tetto di una villetta in costruzione. E insomma, questo per ricordare gli ultimi caduti nei luoghi di lavoro del Veneto, comunque del nord-est appunto. Ne ha parlato ovviamente il segretario della CGIL, Maurizio Landini, come ricorda sempre Crema nel suo pezzo per il Gazzettino. Landini che ha parlato di una strage infinita e si è scagliato contro il Far West dei cantieri nell'epoca diciamo della ripresa. L'ultimo dato diciamo da segnalare riguarda forse appunto il dettaglio per le province, e quindi di nuovo Verona diciamo guida questa triste classifica per numero assoluto diciamo di infortuni mortali, quindi con 21 infortuni mortali nei primi 10 mesi del 2021, ma secondo il Gazzettino è da segnalare il caso della provincia di Rovigo, perché con il decesso del 61enne Paolo Merlin il 22 ottobre scorso sono salite a 6 le morti sul lavoro nei primi 10 mesi del 2021 appunto in Polesine, un incremento addirittura del 50% rispetto ai 4 del 2020, ma soprattutto, scrive Maurizio Crema, un numero che vede la provincia di Rovigo al primo posto in Veneto per indice di incidenza sugli occupati. Secondo l'osservatorio sicurezza Vega Engineering di Mestre, il Veneto è al 7° posto nella graduatoria nazionale per numero di decessi in occasione di lavoro sul luogo del lavoro, e resta in zona gialla. Si conclude così, ecco, l'articolo di Maurizio Crema. Quindi insomma, ricapitolando, Verona e Treviso le province col più alto numero di decessi, numero assoluto, ma invece Rovigo quella con un'incidenza più elevata sul numero degli occupati. Va detto che queste statistiche, avendo diciamo trattandosi di numeri molto piccoli sul totale ovviamente degli occupati, vanno in un certo senso prese con le pinze, quantomeno da un punto di vista statistico. Questo non è diciamo evidenziato non emerge da questi articoli, ma come dire, per leggere veramente l'evoluzione dello stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, ovviamente è più significativo analizzare il dato degli infortuni più che degli infortuni mortali, infortuni che sono ovviamente molto molto più numerosi e diciamo riguardano centinaia di casi ogni giorno nei luoghi di lavoro del Veneto e del nord-est. Avremo comunque occasione nei prossimi giorni di tornare su questi numeri e su questa
tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro, magari con altre indagini appunto statistiche e statisticamente più significative. Passiamo alla seconda notizia di oggi, che occupa invece la prima pagina della Nuova Venezia. Speedline, 1500 in marcia per salvare i posti di lavoro. Si parla sempre di lavoro, ma in questo caso è la vita delle persone, è la vita di questi lavoratori che è messa a rischio da una multinazionale, la Ronald, che vuole delocalizzare e chiudere lo stabilimento di Santa Maria di Sala nel Veneziano, lo stabilimento della Speedline appunto, e spostare la produzione in Polonia e in Germania. Ma i lavoratori sono 605 lavoratori diretti, 750 complessivamente gli occupati diciamo dallo stabilimento di Santa Maria di Sala. I lavoratori non ci stanno i sindacati e ieri hanno sfilato in 1500 appunto a Santa Maria di Sala. Assieme ai dipendenti e alle loro famiglie si sono uniti naturalmente i sindacalisti, ma anche i sindaci e i vescovi di Venezia e Treviso. Nella domenica più fredda dell'anno e senza un raggio di sole, un intero territorio si è fermato, niente regali, vasche nelle piazze addobbate a festa, visite ai mercatini di Natale dell'Interland e gite nei templi dello shopping a caccia dello sconto. Oltre 1500 persone hanno rivendicato un diritto, quello a non perdere il posto di lavoro, con loro anche i sindaci del territorio e 2 vescovi. Questo è l'attacco del pezzo per la Nuova Venezia firmato da Marta Artico e Alessandro Ragazzo, e appunto è il racconto di questa grande giornata di mobilitazione che occupa le prime 2 pagine del quotidiano della Nuova Venezia. C'è naturalmente il racconto della giornata, ma ci sono anche gli interventi del vescovo di Treviso e del patriarca di Venezia Francesco Moraglia, che dice: tutte le parti si sforzino a trovare un accordo equo, l'azienda sia responsabile. Invece quello di Treviso dice: dobbiamo sostenere il territorio a fianco alla gente. Ma c'è anche un pezzo che occupa pagina 2 sostanzialmente con le lacrime di Brugnaro. Questo è il titolo, e appunto il resoconto degli interventi dal palco che ci sono stati al termine della manifestazione appunto di ieri. Evidentemente il sindaco di Venezia ha rubato la scena appunto scoppiando in lacrime e dicendo che la Ronald, questa azienda multinazionale, si deve vergognare. E insomma il sindaco imprenditore di Venezia si è appunto commosso. Ma ci sono anche gli interventi ovviamente dei sindacati. Marinella di La Fiom invoca un piano straordinario del governo, Benaglia della FIM CISL: non esiste alcun motivo per andarsene. Ci sono gli interventi addirittura della Confindustria, dell'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, c'è la politica naturalmente, ma soprattutto ci sono i lavoratori che dicono che non si arrenderanno. Insomma, la Speedline è già un caso nazionale e c'è un intero territorio, direi, che è pronto a mobilitarsi, anzi si è già mobilitato per convincere la multinazionale svizzera a restare. Una bella dichiarazione è questa: racconteremo ai clienti BMW e Porsche questa vigliaccata, perché appunto la Speedline, come molte aziende del nostro territorio, alla fine aziende metalmeccaniche, sostanzialmente lavora per le grandi marchi dell'automotive tedesco, e quindi appunto è specializzata nella produzione di cerchi in lega. Insomma, anche da Sveglia Veneto naturalmente la solidarietà e l'attenzione per questa battaglia, la lotta dei quasi 800 lavoratori della Speedline di Santa Maria di Sala. Siamo naturalmente con voi. E passiamo con questo alla prossima notizia, che è una notizia che arriva dal Bellunese. È una storia finita bene, per fortuna, ma poteva finire malissimo, e la leggiamo sulle pagine del Gazzettino di oggi. Precipita in un imbuto nel ghiaccio, dopo 25 ore salvo sci alpinista bellunese. Si chiama Giorgio De Bona ed è un maratoneta, ma anche un sci alpinista appunto.
è bellunese, ha 47 anni e ce l'ha fatta mangiando neve e non dormendo per tutta la notte. Praticamente è caduto tra Montecavallo e il Rifugio Semenza, si è trovato a testa in giù in fondo a questo crepaccio, si è poi immagino rialzato, insomma comunque c'è il racconto di questa terribile notte, 25 ore e mezza, bloccato lì sotto. Come ha fatto a sopravvivere? Praticamente aveva con sé il cellulare, che però ovviamente nel crepaccio, in fondo al crepaccio non aveva copertura, e si puntava, si è puntato una sveglia ogni mezz'ora. Non ha mai dormito quindi, ma ha battuto i piedi per tutto il tempo per mantenere alta la temperatura, e racconta De Bona, lo sci alpinista: non ho mai avuto paura, pensavo a mia moglie e ai miei figli. E insomma, pensa che per tutte quelle ore al freddo, appunto lì sotto, impossibilitato a muoversi e a risalire in superficie, ha visto passare l'elicottero per ben 2 volte, ma dall'elicottero nessuno lo vedeva. L'elicottero è uscito dopo che la moglie, non vedendolo tornare, naturalmente aveva lanciato l'allarme. Insomma, c'è il racconto della caduta, prima roccia, poi neve, infine il buio più totale. Nell'oscurità il 47enne ha scoperto non solo di essere vivo, ma di potersi anche muovere, e così ha abbandonato lo zaino che si era incastrato tra la roccia, ha usato una racchetta per liberare il piede e poi ha cominciato a risalire. Ovviamente è risalito appunto per un canalino con una fatica enorme, racconta, perché lo spazio era esiguo, e poi però quando è arrivato a vedere il cielo ha pensato che, appunto, dice, fosse finita, perché era circondato da pareti verticali. Questo per la prima ora e mezza, e poi l'attesa appunto infinita dei soccorsi, con appunto la necessità di rimanere sveglio per tutta la notte per non morire letteralmente congelato. Comunque è finita bene la storia, per fortuna, di Giorgio De Bona, scomparso sabato mattina tra i monti dell'Alpago e salvato nella mattinata di ieri dall'elicottero dell'Air Service Center, convenzionato con il soccorso alpino delle Dolomiti Bellunesi. L'ultima notizia di oggi riguarda invece l'inchiesta penale iniziata dopo la denuncia dell'associazione Essere Animali, e riguarda l'allevamento avicolo Lager, così leggiamo sulle pagine della Nuova Venezia, un allevamento a Musile di Piave, appunto nel veneziano, dove questa associazione Essere Animali parla di galline prese a bastonate e schiacciate con le scarpe dentro alle gabbie. Il NAS di Treviso indaga appunto su questo allevamento avicolo. C'è un video diffuso dall'organizzazione Essere Animali che appunto denuncia queste presunte irregolarità nell'allevamento di galline per la produzione di uova. Oggi è il 20 dicembre 2021, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, per oggi è davvero tutto, buona giornata.